Ehi, ehi voi gente, sì, dico a voi, sono contento, contenta, contenti, contente, perché ieri ho visto la paura addosso alla moglie del canadese, il presidente, e poi in un grande albergo a 5 stelle australiano ho spiato il terrore sul muso invecchiato e senza trucco di quell'attore americano famoso. Ma sì, quello che faceva lo scemo, che correva sempre. Io per i nomi sono un disastro. E anche su sua moglie. 1 metro di distanza e lavatevi le mani, raccomandano i prof di medicina. Che ridere. Marito e moglie così che fanno in una stanza d'albergo, anche se hanno poca voglia dopo tanti anni. I piccioncini e adesso ve la fate sotto. Io non guardo in faccia a nessuno e quello che mi esalta è il fatto che io mi sposto dal Canada, appunto, all'Australia e senza faticare, pensate a tutto voi. Siete voi che mi portate. Uno scaracchio, un fiato, una monetina di resto, un carciofo al mercato toccato senza guanti e... Questo è solo l'inizio, ragazzi. Vedrete fra poco. Che meraviglia però, eh? Le strade vuote e questo silenzio così serio. Non fate, non fate che sparlare di me a sproposito, ma più sono famosi e sicuri di sé, quelli tra di voi che comandano, più io c'ho gusto. Mi dispiace solo per i vecchi. Non c'è gusto con loro. Sono già predisposti con le valigie pronte. Io vorrei poterli evitare, ma come si fa? Come si fa? Basta un niente, quelli mi cascano subito. Potessi decidere io. I capelli bianchi, dico, le dentiere, il resto. Io starei alla larga da questa gente, invece mi aprono, che dico, mi spalancano la porta di casa. Io vorrei spiegare che punto più in alto. Io voglio capi, voglio corone. Bella questa battuta, no? Ho una lista, ma una lista, vedrete, vedrete cari miei, che roba. Tutte le sere non fate altro che parlare di me, che vi danno i numeri, la curva, il picco. Quando il picco? Hai voglia? Non ho nessuna intenzione di arrivare presto al picco. Io mi spalmo, mi allungo. Vedrete. La mia origine, dalla caverna, col piccolo pipistrello, il papi, alla cucina dello chef cinese e poi il commerciante lombardo o era veneto, boh.
non mi ricordo più, e poi confini aperti, no, confini chiusi, sbarrati, grandi stadi, con o senza pubblico, cambiati idea più volte, che buffi, ma io ho cominciato a muovermi, non c'è più niente da fare, ci sarebbe una maniera per fermarmi, una sola, ma non sta nei laboratori. Mica vengo a dirvela a voi, eh. Manco per scherzo. Il momento più divertente, comunque, credetemi, è la sera. Quando vi riunite davanti alle scatolette che mandano luce, quel piccolo schermo che sembra l'altare dove pregate sempre più spesso da qualche giorno e vi comunicano i numeri in un modo così serio che mi fate sghignazzare. Ve ne state in silenzio religioso, la mammina col mestolo in alto, il piatto fumante nell'altra mano, i bambini che non capiscono la ragione di quel rallentamento e il pappino con le rughe sulla fronte che zittisce i pargoli. Sembrate davvero come nelle case col soffitto alto, quelle che chiamate chiese, e vi trasmettono le curve con la proiezione e gongolate. Cretini, se l'aumento in qualche città rallenta, ma a me piace cambiare, ragazzi. Il fatto è che mi stanco presto a starmene nello stesso posto. Tutto qua. Per carità, ci mancherebbe altro. Una cosa però mi sorprende. Devo dirvelo, il vostro cattivo rapporto col tempo. Non sapete vederlo nel suo insieme. Mi spiego, è solo questione di attesa, anche se qualcuno di voi la fa franca. Perché decido di lasciarlo? Perché fingo di cedere ad una pulizia sistematica nella sua abitazione, a una mascherina meglio sistemata sul muso? Questo, chiamiamolo pure scampato, alla mia strage. Tra qualche anno dovrà sempre andarsene coi suoi stracci. Cosa cambia, scusate, tra adesso o fra 10 anni? Eh? Un'alternativa a me che avrebbe senso sarebbe solo l'eternità, che non esiste. No? Chiaro? Si parte, ragazzi! Tutti a bordo! Forse la vera goduria è quando mi intrufolo nella vostra bocca. Mi tuffo nelle sacche che chiamate, mi pare, polmoni. Me ne sto là un po' tranquillo, tranquilla, tranquilli, tranquille, per rinfrescarmi. Faccio, come dire, un bel bagnetto, sì? Riempio d'acqua, che è una meraviglia, questo luogo. Faccio pure le bolle e quando cominciate a tirar su il fiato e faticate a respirare. E io vado su e giù come su un ottovolante. Non avete idea, poi quando capisco dall'assenza del movimento che colui che mi ospita gentilmente ha deciso di fare i bagagli, allora me ne esco fuori, cambio residenza, diciamo. Però lo confesso, sarà dura restare senza i vostri canti finto allegri alle finestre di questi giorni, senza le bandierine colorate di arcobaleno, senza le scritte "ce la faremo". Quelle poi mi fanno morire, per me in senso metaforico,
dal ridere. E poi le guardie che vi fermano all'uscita dal supermercato per chiedervi il foglio di autocertificazione, la messa in scena del governo, delle forze dell'ordine, tutto così buffo, così inutile, vedrete. Ce n'è per tutti. Io vi consiglio di preparare le valigie e ficcateci dentro l'essenziale, solo l'essenziale, però leggeri, leggeri. Nelle vostre casette, intanto, non fate più su e giù, o molto meno rispetto a un tempo, tutti invecchiati, tornati bambini. Siete messi in quarantena, che vuol dire che lo ripiegate e lo usate solo per spandere acqua, non per il resto. E poi vedo che vi si allunga poco l'affare e così si abbassano i nuovi nati. Alcuni di voi poi portano anche in casa la mascherina buffa sul muso e si fanno portare i vassoi col pasto frugale davanti alla porta della loro camera e si vede la loro mano tremolante uscire, il piatto sparire, spandendo un po' sul pavimento qualche foglia di insalata o una manciatina di pastina in brodo che dopo un po' esce quasi intatto. In fondo, ragazzi, dovreste ringraziarmi. Che gran cura dimagrante, disintossicante vi fate e gratis. Peccato sia davvero la fine. Perché se cambiassi idea oppure se inventaste quel che so io, ma non sono scemo, scema, scemi, sceme a venirvelo a dire, allora sì che diverreste un'umanità migliore rispetto alla canaglia generale, chi più che meno, che siete. Ho migliorato molto, dovete riconoscerlo, anche i cerimoniali del congedo e la spesa relativa. Ciao, ciao, vecchio mio. Anche se adesso mi sfogo coi più giovani che fanno resistenza e a me mi eccita sempre la lotta. Ma quando uno se ne va, con le sue belle valigie al fianco, nessun parente sta là a fare la scena, mano nella mano, e poi quel che segue, album coi paramenti, e il tipo di legno da scegliere, e la spesa, e poi la festa triste, il prete e così via. Ma che è molto più semplice adesso. Su, avanti un altro. Letto e macchinari liberi. Avanti, signori, c'è posto, come sul tram. E tutte le menzogne del salutare poi, ma che senso ha? Lasciato da me il corpo sta già bello duro, è una cosa che va solo smaltita. Statevene a casa piuttosto a ricordare, no? Gli amori, mi risulta, funzionano meglio a distanza e preparatevi piuttosto che adesso tocca a voi, anche se lo ripeto, punto a quelli che stanno in alto. Più siete boriosi, più una goduria. E poi i politici, quelli che vanno a farsi intervistare un giorno sì e l'altro pure, vederli messi a letto, da soli, come cani abbandonati, in una squallida, pallida corsia d'ospedale, intasata solo dal tanfo di medicine inutili, lo sguardo perso nell'angoscia, aspettando magari il casco
che ronza e non siete dal parrucchiere. E qualche cenno di rimorso negli occhi? Boh, voi magari non sapete nemmeno dove sta il rimorso. Cioè, che devo dirvi? Io in quel momento io godo. Perché io ho un debole per i palazzi e quando scorgo le guardie del corpo sull'attenti ai cancelli, perdo la testa. Insomma, nessuno è perfetto, perfetta, perfetti, perfette. Ma sapete cosa vi dico a questo punto? Che l'avete voluto voi. Sì, cari miei. Ieri sera ho visto spuntar facce dai balconi con una espressione assurda di speranza. E tutto perché qualche cretino nelle notizie di turno ha accennato sì a curve di decrescita nella crescita e parlavano difficile, citavano un certo signor Ossimoro, che io confesso l'ignoranza, non so dove abita costui. Non mi è piaciuta questa storia. Mi sono incazzato. Incazzata, incazzati, incazzate. Scambiano una mia pausa di riflessione per la mia imminente messa fuori gioco. Ma come si permettono, dico, come si permettono? Cosa... Ma dico... Ma così sto pensando di spuntare tra qualche giorno, non subito, con calma, senza fretta, così fra qualche giorno punterò diritto alle banche e alla distribuzione di viveri. Trasformerò le agenzie e i negozi delle grandi rivendite in nursery delle mie creature. Tante belle coroncine tonde con i ciuffetti, i peletti come sembrano nei vostri canocchiali. Sarà bellissimo quando i vostri sudati risparmi. Che pena. Dico, quando questi sudati risparmi diverranno carta da giocarci ai Monopoli, si chiama così, vero? E non potrete attingere più se non ai gioielli di casa. E chi non ce li ha? O all'argenteria. E chi non ce l'ha? E poi quando soprattutto troverete sbarrata la portiera mobile del vostro mercatone all'angolo e vi spingerete oltre nonostante i divieti, il coprifuoco, perché fra poco vi sparano. Lo avete capito che i vostri governanti vi hanno ordinato, non consigliato, di restare sul divano col telecomando che vi fa male al polso? A furia di premere sui tasti? Anche voi, carini, fra qualche giorno. Voglio vedere i più nervosi, i depressi, quelli che non reggono alla tensione, quelli che danno inizio alle danze, guardando col naso schiacciato sul vetro una delle vostre ragazze, la più inquieta e curiosa, griderà tanto per aumentare il panico: mamma! Mamma, vieni qua! Guarda quel matto! Che fa? Oddio, mamma, ma si butta! Mamma, guarda! Sarà questione di qualche giorno, perché anche la vostra mammina, con le smorfie della circostanza, l'occhio tutto bello dilatato, senza più rimmel,
stringendosi in seno il più piccolo che pare scalci. Tuffete! Oh, che stile! Quello secondo me è un triplo salto mortale, mezzo indietro raggruppato. Come si dice? Io col linguaggio sportivo non è stato mai il mio forte. Il bello è quando nelle vostre scatolette qualche guitto se ne viene fuori e ripete: andrà tutto bene. Ma certo, sicuro, come no? E invece hanno ragione quelli tra voi che hanno gli occhi stanchi, la pressione alta, che faticano ad alzarsi dal letto. Insomma, i depressi sono loro, ragazzi, che hanno capito tutto. Loro sì. Bene, bene, dicevamo. Non fatemi perdere il filo, non fatemi arrabbiare, che non è il caso. Ieri, dico, è bastato che sbadigliassi, dico che la mia coroncina si allargasse un po', quasi a mettere qualche petalo, e la sera, che meraviglia, sui balconcini si sono interrotte le canzonette, gli Azzurro, Fratelli, Bella Ciao, e la voce grave dello speaker nel TG delle 19 recitava il numero dei partiti con valigia: oltre 700, mai tanti come ieri. Altro che picco, altro che decrescita nella crescita. Qui gli algoritmi stanno franando, i calcoli tutto salta, gli esperti tossiscono con imbarazzo prima di aggiornare le nuove previsioni. Adesso accusano l'inquinamento, oppure dicono che quelli che fumano sono in qualche modo intoccabili. Qualche inguaribile ottimista si azzarda a commentare: tranquilli, si riferiscono al periodo prima delle restrizioni. Adesso mandano l'esercito per le strade. Sento anche il suono dei rosari su qualche canale privato e i condomini che rispondono con un triste coro, meglio che nel vostro Sanremo, mi pare. Almeno i viaggiatori si preparano meglio, e questo Papa, tanto discusso, se ne va zoppicando, che sembra l'orsetto al Luna Park. Verso qualche chiesa attraversa strade deserte, scortato da guardie del corpo assonnate, fa perfino pena. E la domenica scorsa all'Angelus sporgeva la schiena piena di artrosi verso la piazza silenziosa, fredda, enorme. Un'immagine eloquente. Ma santità, come la chiamiamo? Lei pensa davvero che le sue preghiere a questo Dio riesca a fermarmi? Non c'è più salvezza, non c'è mai salvezza in questa vita. Piuttosto aprite la Bibbia e rileggete o leggete, se non l'avete mai fatto, i passi dell'Apocalisse. Lingua un po' retorica, quelle immagini di bestie, di simboli strani, ma il significato di catastrofe si respira bene, senza eufemismi. Là ve lo spiattellano sul muso, che non potete sbagliarvi, e poi i camion scuri con le loro bare solitarie dentro, senza uno straccio di funerale, di cerimonia coi parenti, gli amici, curiosi a spiare il dolore degli altri, a far prove generali del proprio, i camion sì, avviati verso le fiamme, a smaltire i rifiuti. Che spettacolo, ragazzi!
meglio di un film. Nessun suono, se non sullo sfondo qualche sirena di inutili ambulanze. Questo è tutto per oggi. Lavoro per lo più di notte, come Papi mi ha insegnato il mio pipistrello, che va a sbattere con le ali sulle pareti umide delle grandi caverne. Quanto mi manca, Papi! Di giorno mi riposo nelle grandi vasche di chi mi ospita e me la spasso poi nel tardo pomeriggio ascoltando la scatoletta sempre accesa che manda le sacre notizie. Io le guardo bene le mie vittime per scegliere quelle che mi eccitano. Tendono a portare capelli lunghi, per lo più, anche quelli con l'affare tra le gambe e non il buchino. E le ultime, quelle col buchino, paiono scompigliate, uscite dal letto senza trucco. Del resto sono chiusi i barbieri, i parrucchieri, gli acconciatori, quanti nomi inventano per toglierti il pelo. E mi sa che si lavano poco. Tanto i contatti sono sconsigliati, e per chi allora tenersi in forma? Insomma, sono degli zombie, pronti a portare più che il carrello le loro brave valigie per il viaggio imminente. Ma per quello c'è tempo, devo centellinare il mio piacere. Come? Sicuri? Ah, la ruota starebbe girando? Senti i discorsi, d'accordo, stasera state esultando o sbaglio? Perché ci sarebbe un leggero calo. L'algoritmo segna la curva che si abbassa. Bravi anche i matematici adesso. Divieti di circolazione, niente corsette se non a 200 metri sotto casa, niente coppie a fare la spesa, ma dico se dormono assieme, no. Singoli, rigorosamente singoli, strade deserte che pare la luna. E soprattutto stoppa le partite, stadi vuoti che per me, devo ammetterlo, tutti quei corpi sudati, pieni di birra, quell'abbracciarsi, se la palla entra nella rete della squadra avversaria, sì, devo ammetterlo, mi mancano quelle folle, erano orge per me. Mi portavo avanti il lavoro, adesso sono convinti di avermi fatto terra bruciata. Che pena. Vedrete, vedrete. Voglio guardarvi negli occhi quando la voce incupita del cronista dovrà informarvi una delle prossime sere cos'è, cosa non è, ma la linea tende di nuovo a salire, allora come la mettiamo, eh? Chi mi sa rispondere? In ogni caso, dico, mettiamo pure che mi stancassi all'improvviso di questa strage, che non ci trovassi più gusto. Non succederà, ma dico, per pura ipotesi, se mi venisse nostalgia un tratto del fresco della mia grotta e del frullo d'ali di papi e di mami, se me ne volassi laggiù voi non dovreste esultare, però mettervi a sbraitare alle finestre, correre per strada singhiozzando di gioia, cercarvi per toccarvi, abbracciarvi, fare su e giù di nuovo come matti, insomma, come aveste vinto la guerra, perché, ve lo ripeto ancora una volta, non c'è niente da esultare.
è solo questione di tempo, tanto dovete tutti morire, no? E allora perché questo terrore? E perché un domani questa ridicola euforia che se poi in caso, ripeto, è solo un'ipotesi, ma se io cominciassi a stancarmi di questa recita, di queste vasche sozze maleodoranti, dove faccio il bagnetto che in confronto alla mia caverna è un albergo a 5 stelle, ma mettiamo pure che io voglio andare un po' in vacanza. Calma, sono 2 mesi ormai che tutto entra ed esce, mai fermo, ferme, salvo tornare perché ritorno di certo. Diciamo, ok, che mi prendo un sabbatico, come dicono quelli là con lo zuccotto e i ricciolini neri pendenti. Mi sa che voi mi rimpiangerete un domani. Sì, sì, perché poi a me nessuno mi ringrazia. Sono tanti che mi invocheranno. Se dovessi, dico se dovessi, ma non è ancora detto, no signori, girarmene un po' al largo, vi mancherà, vi mancherà la mia compagnia. Vero che è così in caso? Dopo io però non vorrei essere voi, perché lascio dietro di me una crisi che neanche al tempo delle invasioni barbariche, perché io so la storia, ci vorrà molta fantasia per immaginare il disastro. Non sto mica esagerando, eh. Ebbene, sì, lo confesso, ragazzi, sono un po' confuso. Il fatto è che non mi diverto più come agli inizi. I miei fratelli, sorelle, ovvero il, la, i, le, si danno da fare, mi vengono dietro con un entusiasmo sempre motivato. Nessuna, nessuna, nessuna passione spenta, che sono un po' stanco, non riesco a riposarmi, perché dentro sto, sto un po' in crisi. Passo una tremenda insonnia tutte queste ore, le vasche ripugnanti, questi catarri che mi insozzano, non posso mica rilassarmi, considerarlo un bagnetto, perché poi adesso là fuori state diventando igienisti e in men che non te l'aspetti rischi di trovarti dentro un'urla, un'urna mescolato alla polvere di questi ingombri, se non balzo fuori appena in tempo. I miei petali morbidi che si muovono ad ogni soffio come piccoli fiori di campo, sfiorati con gentilezza da piccoli insetti. Non ho intenzione di lasciarli bruciare, ma il rischio è questo: appena le onde cessano, appena il respiro di chi mi ospita cessa, corrono a sprangare tutto, a ficcarmi nei camion silenziosi e scuri, a metter chiodi in bare di poco prezzo. Insomma, non è un bel vedere, è una condizione stressante. Potrei acquattarmi in qualche anagrafe bassa. Dico un bambino che odora di latte e di borotalco, andare in vacanza dentro di lui per qualche anno, lasciar perdere questa battaglia, la chiamo battaglia, però dovrei chiamarla guerra. E quella là la vinciamo io, i miei fratelli e le sorelle. In ogni caso, per voi la storia finisce solo in un modo. Intanto
i bollettini serali annaspano, che ho infettato anche il tecnico incaricato di questa liturgia, ma le cifre parlano chiaro, la curva si flette di poco, ma scende. Se perdo la voglia, se non trovo più gusto, andate tutti in malora, voi, le vostre canzonette, i vostri messaggini che vi scambiate da una casa all'altra per non pensare, per strapparvi quelle smorfie che vorrebbero essere risate, ma anch'io non è che me la sto, ripeto, passando proprio bene. Comunque oggi mi sento un po' meglio e con la voglia di riprendere le danze. Cosa ci vuole? Basta dare le giuste direttive, mostrarsi decisi, ben intenzionati e lo sfondamento è assicurato. Mi è bastato vedere certe facce gongolanti poco fa, quando il giornalista nella scatoletta ha insistito con le proiezioni che assicuravano una curva in netta discesa e qualcuno si abbracciava esultando il Lola partner e sul letto hanno persino osato toccarsi e fare il su e giù, che mi son detto, ah così? L'avete voluta voi allora? Insomma, forse stavolta ho esagerato, ma quelli con la valigia in mano si sono in un attimo raddoppiati. Voglio vedere adesso quei vostri algoritmi, come li chiamate, che fine fa la vostra curva? Stanotte sogni brevi e inquieti, d'accordo? Dovreste essere più furbi con me, più umili, più disperati. Dimenticavo una cosa. Alcuni di voi cominciano ad aprire gli occhi. Siete chiusi da troppo tempo nelle vostre case, nel vostro carcere domestico. E l'aspetto che aumenta il vostro terrore è la strage che ovviamente opero sui vostri difensori in prima linea, quelli col camice bianco che vorrebbero farmi fuori, non aiutandovi a partire, ma rallentando la partenza. Almeno per quelli più giovani, scusate, ma fareste anche voi lo stesso. Mi danno un fastidio questi seccatori zelanti e i loro miserabili aiutanti con quegli zoccoli e le inutili mascherine messe su tardi, tra l'altro. In guerra, quelli che vanno all'assalto al fronte, non al riparo della trincea, fanno una brutta fine, no? E anche quelli nei laboratori che si credono protetti e lontani dal fuoco, anche loro fra poco vedranno. Avevo intenzione di avvicinarmi alla vecchia novantenne, se non di più, quella che costa un sacco di soldi al suo popolo, che continua a omaggiarla. Nell'isola che ama la pioggia l'hanno isolata in una sua augusta dimora con pochi servitori che assistono ai suoi momenti delicati quando si svuota a fatica del poco che ormai riesce a inghiottire. Il marito centenario relegato in un'altra ala. Già colpito, basta una spintarella, ma è a lei che punto, meglio puntavo, perché mi ha colpito l'omino bianco zoppicante. Costui ieri, dall'alto del suo balcone, sempre davanti alla gran piazza deserta e sotto una pioggia rabbrividente che gli ha inzuppato la coppola mentre si recava con un passo malcerto e un ridicolo ancheggiare verso il suo trono, ebbene costui ha impartito con la benedizione quello che si chiama indulgenza plenaria. E alle sue spalle si notava quella strana sagoma dell'uomo in perizoma, sulla testa una corona di spine,
appesa una croce, immagino, importante, se l'omino bianco e tutti questi fedeli si inginocchiano e diventano seri. E con questa indulgenza tutti sareste perdonati nei vostri peccati anche più perversi, nei vostri vizi più oscuri, e tornate innocenti come alla nascita. Che scemi. Ma che noia questi discorsi. Comincio ad essere veramente stanco. Se c'è, no, dico, se c'è una cosa che mi esaspera, è quando vi sento lamentare, quando vi lamentate e mi chiedete come faccio a sentirvi. Basta guardarmi i petali della rosa, della mia coroncina. In quei binocoli, o come cavolo si chiamano nei vostri inutili laboratori di guerra. Quando provate a ingrandirmi, ebbene, li muovo per deliziarmi dei vostri buffi ragionamenti lamentosi. Tutto un avrei potuto, oppure proprio adesso che potevo, o anche che sfiga, non ci voleva, e poi la lista dei soldi spesi inutilmente, gli abbonamenti al concerto, la caparra per il viaggio e l'albergo, e certe urla, specie da quello che da voi si chiama genere femminile, cioè le creature con le bocce sul petto e il buchino davanti. Sì, costoro gridano che non ci sarà alcun rimborso per l'emergenza, soldi buttati in cesso, aggiungono, e che rabbia qua, che ladri là, e le voci più aspre vengono dalle creature senza bocce sul petto e il pendolo inutile tra le gambe, che aggiungono, vedrai, vedrai ai nostri risparmi cosa faranno tra poco. Mi verrebbe voglia di spiegarvi una volta per tutte che non avete capito, che ormai dovreste pensare solo a fare i bagagli, che è inutile rimpiangere la vacanza saltata, il concerto annullato, il libricino non pubblicato. Dovreste pensare alle cose che contano, cioè la vostra fine. Mi sa che questa stanchezza comincia a accentuarsi in me. Io stanco voi e stanco me stesso con questo diario. Io vorrei fare solo della sana controinformazione rispetto agli annunci serali idioti, con le cifre della giornata, con i grafici, le proiezioni, per farvi tornare nella camera da letto col cuore in pace, aperto a una folle speranza. Ma io dico, il mio scopo, lo scopo di queste mie garbate e pazienti conversazioni con voi è quello di prepararvi a fare i bagagli con dolcezza, assicurandovi che rispetto all'orrore di adesso, o all'orrore di sempre, insomma, la vostra vita, questa partenza in fondo, fa solo che bene. Avviamento al congedo dal mondo, questo potrebbe intitolarsi la mia trasmissione. Ci fosse una scatoletta libera di accogliermi. Dite che sono perfido, perfida, perfidi, perfide, che mi accanisco con sadismo. Può essere, forse è così, ma intanto nessuno è perfetto, perfetta, perfetti, perfette.
E poi lo giuro su papi e mami che svolazzano felici nelle loro caverne e anche fuori ormai liberamente la notte. Io la cattiveria ce la metto solo con le teste incoronate o su chi sta in alto. Con gli altri, con gli anonimi, faccio più in fretta che posso e anche mi dispiace. Ma come in guerra, si lancia dall'alto una bella bomba, l'obiettivo è una fabbrica ed è chiaro che ci vanno di mezzo le case vicine, ma quando vedo figli che piangono perché non possono nemmeno salutare i loro vecchi, o peggio genitori che si sbracciano e urlano perché gli portano via la creatura, ma questo per ora, datemene atto, avviene di rado, ecco là cerco di non guardare. Ma laggiù, negli antri scientifici, dove pensano giorno e notte sognando il Nobel, solo qualcuno tra i vostri scienziati si avvicina all'ipotesi nera, ma subito la caccia via e continua a maneggiare provette fumanti, ad accendere grandi schermi alle pareti. Tutto inutile. Preparatevi anche voi, cari miei tecnici. Siamo tanti, siamo infiniti, siamo un esercito indistruttibile. Non ce ne andiamo via fino a che ultima degli umani, degli umane, non si è messo in viaggio. Altro che caldo, estate o al massimo autunno, vedrete. Ma se anche questi professoroni lo capissero bene, chi avrebbe il coraggio di dirlo alla scatoletta? Cioè, su, da bravi, aprite questi benedetti armadi e scegliete un guardaroba adatto, essenziale. Mi raccomando, non lo direbbero mai perché sono ipocriti. Dai, chiamate l'omino bianco, quello che geme dalla piazza grande, o l'altro dal minareto, si chiama così, e state tutti, in quel caso, la testa in terra, il popò per aria e le scarpe fuori dalla stanza, sai che fettori, o quegli altri, quelli con i libri astrusi e le candele con 7 braccia, mi pare, quelle lingue antiche, insomma queste 3 follie che vedono il cielo che è vuoto, vuoto del tutto, con un boss unico che deciderebbe tutto. E siete capaci di massacrarvi gli uni con gli altri per questo padre unico? Ma dico, sarete stupidi? Bambini violenti e maleducati. Questo siete. Mi avete stufato. Io sto qua a perdere tempo, a essere gentile con voi. Mi accusate di essere un assassino, assassine. Per queste zuffe da condominio vi siete massacrati, bruciati voi invece, torturati, eccetera, ma con un gusto per millenni, e poi vengono a dirlo a me. Ma guarda un po', che coraggio!